Oggi doveva essere stata praticamente fatta il 19, però con problemi di neve, visto che comunque non abbandonano mai dai. La neve ormai fa parte dall'allenamento con la Lega sempre. Però l'abbiamo fatta oggi perché questa sera c'è il concerto del Ventennale dell'AIDE a Rovigo, sede di Adria. L'abbiamo anche il presidente Bellato, abbiamo il sindaco di Adria Massimo Adriani, il presidente del coro Antonio Mandolfo e abbiamo l'ex presidente del coro che ha iniziato questa avventura del nuovo CD e anche l'idea del sito poi, perché oggi presenteremo sia il CD, il nuovo CD, ma anche il nuovo sito internet. Allora, io credo che il sindaco conosca abbastanza bene il piccolo coro, conosce tutti e sa che questa qua è la terza incisione, è stata un'incisione fatta dopo circa 4 anni dalla precedente, che era Luce, Pace, Amore, un CD natalizio. Quest'anno siamo usciti sempre a Natale per volontà un po' del coro, perché comunque di solito abbiamo usato sapone regalo, queste cose qua, però con la novità che quest'anno il CD avrà come compagno di viaggio sia il comune di Adria, che è sempre presente nei nostri CD già dal primo, ma anche la IL. È stato trovato un accordo con l'Associazione Italiana di Leucemia che parte del ricavato del CD andrà in beneficenza all'Associazione Italiana di Leucemia. Il piccolo coro è parecchi anni che collabora con l'AID ed ecco perché abbiamo voluto fare questo accordo, diciamo, con l'AIL per cercare, insomma, di dare una mano a questa associazione che da tanti anni opera nel nostro territorio. Tutti quanti conoscono il presidente Bellato, che è una persona che si è sempre data da fare nel volontariato e un po' dall'amicizia che ci lega e perché comunque ripeto, l'AIL è un'associazione molto importante ad Adria, abbiamo voluto fare questo lavoro. Il CD contiene 11 brani, diciamo fra i più significativi, insomma, anche perché il coro spazia dai 4 ai 16 anni. È l'unico coro ad Adria di bambini, veri bambini, cioè nel senso che hanno, ecco, l'età questa. Quanti anni hai? Voglio vedere. Quanti anni? 4 anni. Quindi insomma. E spaziamo a ragazzi come, e conosco una un po' più vecchia però, che è, no, ma lei è, non si può dire questo che è, però c'è anche, ad esempio, sono loro che hanno 16 anni, addirittura, credo che Giulia Lugarini ne ha? Giulia Lugarini? 15, ma c'è gente che è partita nel 2002 con questo corpo qua, che era stato fondato da padre Giovanni, un padre che operava nella nostra parrocchia della Tomba. E credo che Giulia sia una di quelle, o no? Giulia e poi chi anche di voi? La Silvia Mondini, la Francesca Finessi, insomma, ci sono anche dei fondatori che continuano a essere. Silvia quando ha iniziato a cantare aveva 7 anni fa, quindi avevi 9 anni circa. Ecco, 9 anni, adesso ne ha 16 e canta ancora. Questa è una cosa molto bella, significativa, perché vuol dire che il coro sta andando a questi ragazzi, no? Poi tu lo sai bene, perché tuo papà cantava la sorella e tutti gli anni che ha cantato non è mai riuscito, ha solamente mollato la sorella per motivi giustamente di salute, se no non l'avrebbe mai lasciato. I bambini sono molto entusiasti anche per questa cosa, il coro per loro è sicuramente un modo per fare incontro, è anche educativo per loro, hanno molta amicizia fra di loro, sia tra i bambini grandi e quelli piccoli c'è proprio tanta amicizia e questo qua è una cosa molto valida e siamo contenti che ci sia questo, perché così non ci sono rivalità, non ci sono
bravi tra di loro e quindi vengono a cantare volentieri. Loro sono, ad esempio questi qua sono quelli piccoli, no? Beh, Paolo lo conosci, allora anche, Edoardo è il nuovo arrivato del coro, Edoardo è arrivato da 15-20 giorni, un po' meno, insomma, e oggi fa già il concerto, no, paghiamo un po' di sinistra. Al teatro popolare? Anche l'Emily, sì, anche l'Emily, perché sono tutti, insomma. Ma lei ha già esordito lei, in 2 concerti, invece lui è il primo, quindi lui proprio parte con il teatro, insomma. Poi mi faccio fare un po'. Sì, è il mondo di capitale. Conosco bene. Niente, allora, questo qua è il sito, è partito dalla precedente direttivo come CD, con Mauro Colombo che era presidente, c'era Lucia Fabri che era la segretaria e Flavia Ferrari che era la vicepresidente. Poi in questo anno sono stati cambiati tutti i componenti del direttivo, perché è cambiato un tot di tempo, adesso mi ricordo quanto. È diventato presidente Antonio Mondolfo, segretario Livia Simonetti e vicepresidente Peppino Dell'Oro. Loro cosa hanno fatto? Chiaramente, come è giusto, hanno portato avanti quello che era realmente il progetto, quindi il CD e anche il sito. Credo che sia una soddisfazione anche da parte di Mauro, che è partito con questa idea insieme con gli altri genitori, vedere che queste cose sono state realizzate. Per il sito credo che sia Antonio Mondolfo quello più gettonato, però prima vorrei che il sindaco dicesse 2 culture così e anche il presidente dell'AI.